Ciao a tutti e benvenuti a Job Orienta, l'evento organizzato da Rete ITS Italy e Regione Veneto. Se siete qua oggi, ragazzi, è perché probabilmente siete in quel momento della vita in cui dovete decidere che strada prendere, cosa fare da grandi. Un momento della vita bellissimo, un momento della vita estremamente difficile. Molti di voi probabilmente hanno già una vaga idea, altri assolutamente zero, altri magari hanno una grande passione ma non sanno che lavoro andranno a fare e quindi oggi saremo qua proprio con chi frequenta oggi gli istituti per farci raccontare le loro esperienze, quello che è stato il loro percorso e tutto quello che può essere utile per voi per prendere le vostre decisioni. Quindi chiamo qui sul palco per presentare la giornata di oggi, prima di chiamare i ragazzi, Elena Donazzan, assessore della Regione Veneto, e Guido Torrielli, presidente RTS Italy. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, per cavalleria e perché sono la padrona di casa, Guido dà a me la parola. Cavalleria e educazione fanno parte del modello ITS, sappiate, subito. Benvenuti e grazie perché avete accolto una proposta che oggi vi facciamo di conoscenza di ciò che gli ITS in Italia rappresentano. Avrete autorevolissimi relatori. Io mi limito a questo cenno di saluto, avrei dovuto stare con voi tutta la mattinata, scusate, ma sono impegnata con la prima volta che un Presidente del Consiglio dei Ministri viene a Job Orienta e quindi il Presidente Meloni sarà alle 11:30 nello stand della mia regione, quindi sono padrona di casa 2 volte e mi scuso con voi. Però questo e gli ITS, il sistema ITS, sono i protagonisti di Job da diversi anni a questa parte. Perché Job Orienta, e oggi avete questo titolo importante che è l'orientamento made in Italy, cioè tutto ciò che genera attraverso la bellezza, la nostra cultura e il manifatturiero di qualità buone occasioni di vita, di lavoro, di crescita delle imprese. Ma il sottotitolo, ovvero il titolo di oggi, che è stato voluto dall'ottimo Guido Torrielli, avete visto anche i partner dell'evento, cioè Umana e Confindustria, il titolo di oggi è quello dello stare insieme per il lavoro. Io chiudo con una cosa che mi ha molto ben impressionato. Qui c'è proprio la squadra, poi dopo avrete, ed è un'iniziativa bellissima dell'ITS Italia, della rete e del sistema, quello di avere una nazionale, cioè si vestono i colori di una squadra. Quando vesti i colori di una squadra hai ben idea di qual è l'obiettivo, sai che devi lavorare insieme, sai che ciascuno però ha il proprio ruolo, in qualsiasi squadra di qualsiasi sport, anche nella squadra degli ITS. Abbiamo diverse peculiarità, diverse aree strategiche, abbiamo diversi percorsi, ma insieme vinciamo e facciamo vincere l'Italia. Allora io vi lascio con, poi parlerete vedete io oggi qui ho un opuscolo fresco di stampa di Indire con le valutazioni, perché noi non abbiamo paura di farci valutare, anzi la valutazione ci dice che abbiamo successo. A voi auguro, soprattutto chi deve scegliere, di farvi poi anche un giro in fiera, vedrete le storie degli ITS, le sentite raccontate lì, qui, oggi. Vedrete il sistema degli ITS. Tanti auguri per questa buona giornata, io adesso ascolterò Guido Torrielli, mi scuserò con voi già da ora e ci vediamo spero nel pomeriggio. Grazie, benvenuti a Verona, grazie all'assessore Donazzan. Per il 3° anno io sono qua, ero emozionato il primo, il secondo e oggi lo sono ancora di più. Concluderò questa giornata per cui non vi tedio oltre, cerco solo di attirarvi perché io esprimerò 3 sogni che dirò quali sono. Io ringrazio particolarmente Raffaella Caprioglio per aver partecipato e collaborato alla buona riuscita di questo nostro evento.
Ringrazio Gianni Brugnoli in rappresentanza delle imprese perché ha portato qui la nazionale e perché è rappresentativo di un'esigenza forte che io ho sempre riconosciuto, d'altronde ho fatto 37 anni di Confindustria e non posso assolutamente dimenticarli. E come presidente degli ITS italiani vi dico che in questi 3 giorni ho fatto un bagno di gioventù che mi ha portato indietro negli anni. Quindi grazie a voi tutti, grazie a quelli che saliranno, Cristina Greco che ci porta anche le notizie fresche dei nostri ITS, e a tutti coloro, i miei collaboratori, che poi ringrazierò alla fine di questa giornata. Allora passo la parola ai giovani e a chi sa fare il mestiere meglio di me. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, e ora passiamo appunto a chi gli ITS li frequenta, li sta frequentando o li ha appena frequentati. Partirei con i primi video delle filiere dell'efficienza energetica e della mobilità sostenibile. Ciao, sono Fabio, uno studente di ITS Energia Piemonte e ho deciso di mostrarvi come funziona una tipica giornata qui all'ITS. Questa è l'aula dove svolgiamo le nostre lezioni. I nostri professori sono professionisti del settore energetico e sono sempre pronti a rispondere alle nostre domande. Grazie ai laboratori posso mettere in pratica quello che studio in aula. È sempre molto bello vedere la teoria diventare pratica. Si dice ancora che è un mondo futuro, ma in realtà è l'attualità. Ed è giusto riuscire a portare la formazione nel mondo droni a tutti quanti e soprattutto ai ragazzi giovani. Da circa un paio d'anni a questa parte abbiamo intrapreso una collaborazione con l'ITS per riuscire a portare questa innovazione direttamente ai ragazzi. L'obiettivo del mio team è stato quello di progettare una CER al fine di usufruire di quello che erano i pannelli fotovoltaici. C'è un po' il desiderio da parte di tutti quanti noi studenti di questo corso di migliorare il futuro, garantire una società più green e soprattutto tramite l'utilizzo, in particolare in questo caso, di pannelli fotovoltaici, rendere la vita delle persone leggermente migliore. Grazie a questo percorso ho fatto nuove amicizie. Per esempio, durante le pause pranzo si possono conoscere nuove persone. Questa è l'aula dei ragazzi del secondo anno e come potete vedere è vuota. I ragazzi sono tutti quanti in stage ed è un periodo fondamentale per il nostro percorso di studi. Lo stage ci permette di avvicinarci al mondo lavorativo e al mondo aziendale e successivamente, al termine degli studi, ci permette anche di poter firmare dei contratti. Mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco, relazionarmi con i compagni di squadra. Mi è piaciuto molto, soprattutto poter applicare, quello che abbiamo studiato in classe. È stato molto più formativo che 20 ore frontali di lezione lo sarebbero state. Siamo riusciti ad arrivare al fondo di molte casistiche anche molto complesse. Buongiorno a tutti, siamo a Gaeta, dove c'è una delle sedi dell'ITS Academy Giovanni Caboto, che adesso vi presenteremo. Eccoci arrivati. Questa è la nostra sede di Gaeta, è la nostra accademia ed è la struttura dove passiamo molto tempo per prepararci all'esame da terzo ufficiale. È una struttura che viviamo molto, infatti siamo come una grande famiglia e adesso ci avvieremo verso i nostri simulatori. Adesso entriamo nel simulatore macchine in cui possiamo simulare la sala macchine presente a bordo e familiarizzare con delle problematiche che possono sussistere a bordo delle nostre navi. Questo è il nostro simulatore di navigazione. Nel simulatore noi alunni mettiamo in pratica ciò che ci viene insegnato a lezione e grazie ad esso riusciamo ad esercitarci ed essere capaci a bordo nella conduzione della navigazione in sicurezza. Adesso entreremo dentro un'aula dove stiamo presentando il project work per l'esame finale da terzo ufficiale. Anzi, abbassiamo la voce perché serve silenzio. Sono 5 minuti di pausa caffè, break time. Noi siamo gli allievi del corso Spirali del Food Manager. Il punto di forza del nostro ITS è proprio quello di utilizzare dei software e dei sistemi che ci permettono di entrare subito a contatto con il mondo del lavoro e delle aziende. Come si può vedere dallo sfondo alle mie spalle, ci troviamo all'interno del porto di Civitavecchia, infatti la nostra aula è proprio all'interno delle aree portuali e questo ci permette di interfacciarci tutti i giorni con il trasporto intermodale, il trasporto merci e il trasporto passeggeri. Adesso ci concediamo una meritata pausa.
Perfetto, allora direi che i protagonisti dei nostri video possono salire sul palco. Benvenuti. Enrico Vignolo, Fabio Treveste, Stefania Berardi e Stefano Valentini. Benvenuti. Allora, io volevo partire con Enrico e chiederti, allora voi avete raccontato nel video le opportunità anche di stage che vengono date. Prima di tutto, se ci puoi dire qual è esattamente il percorso che stai seguendo e cosa hai fatto prima di iscriverti? Ok, sì. Io sto frequentando il corso Energy Manager della Fondazione ITS Energia Piemonte. Appunto sono venuto a conoscenza di questo corso grazie all'orientamento fatto durante le superiori. Quest'anno appunto noi faremo lo stage grazie all'ITS. Inizieremo a gennaio appunto in un'azienda di Torino in uno studio che tratta efficientamento energetico, consulenza energetica. E come funziona il processo per iniziare uno stage? Ok, noi abbiamo nel nostro corso, nella nostra classe, abbiamo un tutor che ci propone le varie offerte di lavoro delle varie aziende. Noi le selezioniamo, cerchiamo un'azienda che può piacerci, ci può interessare quello che fa, il settore in cui opera, e appunto noi ci proponiamo, affrontiamo facciamo un colloquio, okay, e l'azienda appunto deciderà se prenderci o no. Io ho fatto vari colloqui, a un'azienda sono piaciuta particolarmente, a me è piaciuta, mi sono trovato bene, appunto a gennaio inizierò il mio percorso di stage che durerà 5 mesi. E di che cosa si occupa l'azienda? Allora, l'azienda si occupa di efficientamento energetico più in ambito industriale, nel settore pubblico. Quindi noi andremo, nel pratico andremo a studiare i loro processi energetici e dirgli voi potete fare questo, questo e questo per ottimizzarli e avere una spesa minore. Ed è la prima volta che entri nel mondo del lavoro? No, ho avuto delle piccole esperienze lavorative, appunto io ho 20 anni, dei piccoli lavori stagionali, non in questo settore, in completamente un altro ambito. Fantastico, grazie mille. E Fabio, a parte essere stato il volto principale di questo video, quindi anche carriera d'attore ce l'hai, allora, prima di tutto ci dici sempre qual è stato un po' il tuo percorso? Allora, io ho un percorso un po' diverso rispetto a Enrico, che è uscito da un istituto tecnico. Io ho qualche anno in più di lui, 3 anni in più di lui. Innanzitutto deciso di intraprendere una carriera universitaria. Mi sono iscritto al Politecnico di Torino, ho seguito le lezioni per 3 anni e arrivato a un determinato punto del mio percorso di studi mi sono reso conto che non faceva per me l'argomento, ero più interessato a un ambito energetico, io ero iscritto ad Automotive Engineering e quindi ho deciso di guardarmi un po' intorno, avevo voglia di mettermi in gioco, approcciarmi più verso l'ambito lavorativo e sono venuto a conoscenza degli ITS e sapevo che erano famosi per essere molto vicini alle aziende, a far approcciare i loro ragazzi alle aziende fin da subito, con un approccio anche di lezioni molto più pragmatiche e volte verso il mondo del lavoro. Quindi ho deciso di congelare momentaneamente gli studi per buttarmi su questa nuova realtà di cui sono molto soddisfatto sinceramente. Tutto quello che mi era stato offerto effettivamente si è rivelato vero. I professori sono dei professionisti del settore che operano continuativamente nel settore anche nel momento in cui vengono a tenere le lezioni e quindi hanno un approccio diverso dall'approccio accademico universitario che è volto proprio al lavoro stesso. Io come Enrico a febbraio, fine gennaio inizierò il mio stage e mi sento molto più pronto
ad affrontare questo percorso rispetto a quello che era la mia preparazione universitaria, che è un altro tipo di preparazione, ma è diversa. Quindi io sono molto soddisfatto e contento di aver fatto questa scelta. Quindi avendo provato un po' tutte e due questi percorsi, quella universitaria diciamo che è meno pragmatica e meno orientata al lavoro. Questo è quello che ho notato io, poi ovviamente la preparazione universitaria non voglio sminuirla, ecco, assolutamente. Certo. Però è un altro tipo di approccio. Perfetto. Bisogna capire anche qual è E se tornassi indietro comunque proveresti anche quel tipo di approccio? Credi che questo sia più fatto per te? È una domanda difficile. È difficile. Sono contento di aver fatto tutte e due, sicuramente. Perfetto, grazie mille. Stefania, ci puoi raccontare quello che è stato un po' il tuo percorso? Sì. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Stefania Berardi e vengo dall'Abruzzo. Frequento l'ITS Academy Giovanni Caboto a Gaeta. E sono proveniente da un istituto nautico e aspiro alla carriera di comandante sulle navi. L'ITS è stato molto d'aiuto per la mia carriera e l'aspirazione del mio sogno, poiché ci permette di prepararci al meglio per l'esame da ufficiale di navigazione che io sosterrò l'anno prossimo. E loro ci preparano sia da un punto di vista disciplinare, ma ci mettono subito nel mondo del lavoro. Infatti io ho già effettuato 3 imbarchi e questo è un punto di forza del nostro ITS, poiché ciò che noi apprendiamo subito riusciamo a metterlo in pratica sul posto di lavoro. Inoltre l'ITS ci infonde dei valori come la pulizia d'immagine, la disciplina, il lavoro di gruppo, appunto perché sulle navi questi valori sono davvero importanti, specialmente per uno che aspira alla carriera di comandante come me. Ed è una passione che hai sempre avuto? Quella di imbarcarti proprio? O Allora, l'hai scoperta? all'inizio io volevo fare medicina. Ok, qui un bel Poi, cambio. Sì, solo che è stato come amore a prima vista, in terza media, quando l'istituto nautico si venne a presentare. E da allora, dal primo anno di nautico, scelsi che volevo fare questa carriera. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Andrea, Stefano, scusami. Volevo chiederti sempre quello che è il tuo percorso e poi quella che è una giornata tipo che avete. Mi presento, sono Stefano Valentini, io vengo da Civitavecchia, che è l'altra sede dove l'ITS ha i propri corsi, e anch'io vengo da un istituto tecnico, un ex istituto tecnico nautico, adesso è Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, e come la mia collega, e semplicemente anziché andare sul bordo delle navi ho preferito rimanere a terra e svolgere, diciamo, il corso che ci prepara alla gestione della logistica integrata e quindi di tutte le merci che arrivano nei vari hub logistici e di tutti i processi di spedizione. La nostra giornata tipo comincia facendo il pendolare, quindi io non abito proprio all'interno di Civitavecchia, e parto da un po' più lontano e arriviamo al porto perché le nostre aule sono all'interno dell'area dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e quindi abbiamo proprio l'aula, come si vede dal video, in banchina. Quindi arriviamo, facciamo lezioni nella nostra aula, le nostre materie variano dall'inglese tecnico, che è fondamentale, facciamo moltissime ore di inglese, per appunto quando ci si va a interfacciare con clienti anche internazionali, e la mia materia preferita che riguarda spedizioni e diciamo tutta la parte spedizioni per modo viene chiamata, quindi a seconda della modalità di trasporto ci sono una serie di clausole e contratti che vengono svolti da vari spedizionieri, doganali, eccetera. Questa è la nostra giornata tipo, diciamo così. Fantastico. Tu hai già avuto modo di fare delle esperienze lavorative? Le farai?
Allora, io adesso ho cominciato, sono entrato da poco nella seconda annualità e i primi mesi del 2024 anch'io andrò in azienda come i miei colleghi e personalmente ho avuto anche altre esperienze lavorative, ovviamente diciamo fuori settore, però diciamo nei primi mesi del 2024 comunque cominceremo questi stage e non vedo l'ora sinceramente, sono molto, molto carico, diciamo così. Grazie mille. Prima di farvi scendere volevo chiedervi a ciascuno una cosa per cui la cosa che apprezzate di più di questo percorso, una cosa lampo. Inizio io. Vai. Rapporto studente-professore. La possibilità, la vicinanza che abbiamo alle aziende col nostro corso. La possibilità di interfacciarmi su più percorsi che mi danno la possibilità di scegliere, che danno la possibilità a tutti di scegliere delle valide alternative. La disponibilità degli ITS nei confronti degli studenti in qualsiasi ambito, che sia personale ma anche scolastico. Fantastico, grazie mille. Adesso passiamo alla seconda categoria, direi. L'ITS Academy per le nuove tecnologie della vita Alessandro Volta di Trieste è un istituto tecnologico superiore che offre corsi biennali ad alta specializzazione in ambito bio-high-tech. Insediato in area Science Park, l'area di ricerca triestina che ospita numerose aziende del settore scientifico e tecnologico, l'ITS offre diverse opportunità per connettersi alle imprese innovative e formarsi sul campo. Noi studenti veniamo infatti formati nei laboratori interattivi della struttura, dove è possibile trovare strumentazioni funzionanti e su cui ci si può mettere mano sin dal primo giorno. Nel Lab 3, laboratorio unico a livello europeo che riproduce fedelmente un ambiente ospedaliero, si possono ritrovare diverse aule dove i futuri tecnici delle apparecchiature biomediche possono esercitarsi con strumentazioni reali donate dagli ospedali e possono comprendere in funzionamento e ripararne i guasti. Una sala operatoria, una terapia intensiva, una sala per RX ed ecografie. Il Lab 3D invece è stato ideato per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di sistemi informativi ospedalieri e presenta strumenti per eseguire la stampa 3D, predisporre un sistema robotico e interagire con programmi di realtà virtuale, aumentata e mista. Le lezioni ci formano in modo pratico e stimolante. Ogni giorno è una scoperta continua e partecipiamo a progetti che crescono le nostre competenze e ci insegnano a lavorare in team. In più abbiamo la possibilità di visitare aziende diverse che potrebbero ospitarci nello stage, e non solo in Italia. Anche i rapporti con i professori non è da sottovalutare. Venendo per la maggior parte dal mondo aziendale, sanno infatti come coinvolgerci maggiormente durante la lezione, sottolineando le skills che in stage e poi sul posto di lavoro dovranno spiccare di più. In questi 2 anni l'ITS mi ha trasmesso il concetto di futuro concreto. Buondì! Oggi vi porto con me in una giornata in ITS Academy Macchina Nonati. Ore 8, si parte. Essendo una bella giornata sono venuta in bici, con bici mia, è davvero comodissimo e si può parcheggiare proprio all'ingresso di ITS. Ed eccomi nell'atrio con Sabrina e Lidia che ci danno il buongiorno tutte le mattine e ora raggiungo gli altri al bar per ricaricare le energie prima di iniziare. Ore 9 e comincia la lezione. Prima abbiamo fatto un po' di teoria, poi abbiamo utilizzato body scanner e stampante 3D, 2 strumenti davvero innovativi in questo settore. Ore 11, pausetta caffè e poi via in aula, pronti per la seconda lezione. Oggi c'è realtà virtuale ed è una delle mie lezioni preferite. In team stiamo sviluppando un piano marketing per importanti multinazionali che però non utilizzano queste nuove tecnologie e noi dobbiamo proporre delle strategie per implementare l'uso della realtà virtuale in queste aziende. Infine ci siamo immersi in questa realtà virtuale. Ore 13, pausa pranzo. Si può portare il pasto da casa oppure ordinare al bar della scuola che è sempre ben rifornito. Oggi pomeriggio non abbiamo lezioni e quindi ne approfittiamo per dedicarci ai vari progetti in vista degli esami. Io e i miei compagni stiamo preparando un progetto di prototipazione. Prima abbiamo progettato una serie di accessori e poi li abbiamo realizzati con il taglio laser.
E poi ci siamo preparati per l'esame di social media marketing. Ore 16 ci prendiamo una boccata d'aria fresca con vista su Brescia e poi si torna all'opera. Ore 18. Direi che per oggi abbiamo finito e possiamo tornare a casa. Stanca ma felice. Ciao ITS, ci vediamo domani. Allora chiamo sul palco i ragazzi di delle filiere di nuove tecnologie della vita e nuove tecnologie del Made in Italy. Quindi Lidia e Chloe, Andrea Brombin, Tommaso Cunegati e Giulia Montagna. Buongiorno. Allora, partirei con Andrea. Scusami, Damiano, ho sbagliato. Ci racconti il tuo percorso? Sì, allora, io ho 26 anni, vivo a Brescia. Prima di ITS ho fatto le superiori e mi sono diplomato in manutenzione e assistenza tecnica. Successivamente ho provato un corso universitario di ingegneria, ma per vari motivi l'ho abbandonato perché non sentivo mio quel tipo di percorso. Quindi mi sono mosso verso il lavoro e ho iniziato prima come operatore a macchine utensili e da lì avevo una forte indole verso il disegno tecnico. Quindi ho seguito dei corsi serali privati che mi hanno permesso poi di spostarmi verso l'ambito della progettazione. Ho lavorato per diversi anni tra la progettazione di fine linea alimentare e successivamente quello della carpenteria pesante per acciaierie. Nonostante questo e le buone opportunità lavorative che ho trovato, sentivo il bisogno di migliorare la mia figura professionale e muovermi verso altri ambiti, scoprire nuovi strumenti. E ho conosciuto un ragazzo che aveva appena finito il suo percorso di ITS e tramite lui sono riuscito a poi entrare e seguire questo corso che mi sta affascinando soprattutto per il rapporto che si ha con i docenti che sono sempre dei professionisti del settore e quindi sanno aggiornarci sui nuovi trend, quali sono i nuovi software e di conseguenza riuscire a fornire e creare sempre prodotti più aggiornati possibili e migliori. Il software che ti piace di più? Che hai imparato a Adesso fare? stiamo lavorando tanto con OnShape, che è un software parametrico di progettazione 3D, che a differenza degli altri è on cloud. Quindi si può lavorare in team, si può lavorare da qualsiasi dispositivo, non serve per forza avere una macchina prestante e tramite quello poi sviluppiamo tutti quanti i nostri progetti per poi muoverci su altri software di animazione, render, qualsiasi tipo. E com'è tornare sui banchi dopo aver lavorato? Allora, all'inizio è stato un attimo difficile Una bella botta. rinterfacciarsi con tutto quanto quello che è l'iter scolastico, però devo dire che arrivano tante soddisfazioni e nonostante i grossi sacrifici che si devono fare, perché comunque occupa tanto tempo e il tempo che si occupa non è remunerato come al lavoro, ovviamente. Certo. Però comunque l'aver modo di sapere costantemente che il tempo che tu stai impiegando frutta a livello lavorativo, professionale e formativo, sai che è un investimento grosso per quello che poi sarà il tuo lavoro futuro. Io ho avuto modo di avere un'offerta per lo stage da un'azienda molto importante di Brescia per l'ambito di ricerca e sviluppo e prototipazione che ho colto al volo, soprattutto perché hanno un approccio per quello che è il mondo del lavoro dei giovani importante e sanno dar voce ai giovani. Che non è scontato assolutamente. E quindi quando questa offerta
quando inizi? Inizierò a gennaio Ok. e seguirò fino a luglio e mi hanno già proposto di rimanere anche oltre. E per chi appunto comunque non sa bene come funzionano gli stage, tu in quel momento non studierai, ti dedicherai solamente a questa esperienza in azienda, giusto? Sì, adesso bene non so quale tipo di attività mi proporranno all'interno, Certo. perché comunque hanno vari tipi di attività all'interno. Di sicuro in merito a quello che sarà il mio percorso all'interno dell'azienda, alla fine dovrò fare un report di stage e saper poi appunto durante l'esame portare un buon progetto che sarà quello che svilupperò. Certo. Va bene, grazie mille. Passerei a Giulia. Ci racconti anche tu un po' il tuo percorso e cosa stai facendo adesso? Sì, allora io provengo da studi universitari dell'Università di Agraria che non ho concluso ancora. Mi sono appassionata ad un esame lì sulle certificazioni di qualità dei prodotti agroalimentari. Ho visto che il mercato del lavoro chiedeva questa specializzazione e contemporaneamente ho scoperto l'esistenza dell'ITS che frequento legato alle certificazioni di qualità dei prodotti agroalimentari. Noi all'interno dell'ITS studiamo tutte le filiere agroalimentari e ovviamente tutte le certificazioni nel mio campo, nel settore agroalimentare, legate alla qualità. Non solo però in termini tecnico-scientifici, ma anche in termini di comunicazione al cliente, al consumatore finale, in maniera tale da diventare non solo certificatori lead auditor all'interno dell'azienda, ma anche quality assurance e quindi assicuratori di qualità per poter pubblicizzare il prodotto Made in Italy all'interno sia della filiera agroalimentare all'interno del mercato sia europeo che estero. Bellissimo. E ci racconti, non so, un progetto, la cosa più pratica che hai fatto fino ad oggi? Sì, allora noi facciamo 800 ore di stage come tutti gli ITS, le prime ore di pre-stage, le chiamiamo così, le facciamo a metà del primo anno. Quindi noi abbiamo già iniziato a studiare tutte le filiere agroalimentari all'inizio delle certificazioni, abbiamo già concluso le prime 200 ore di stage in cui siamo riusciti ad applicare praticamente ciò che abbiamo studiato in classe. Quindi ad esempio io ho scelto la filiera vitivinicola perché sono sommelier ice e appassionata di vino, quindi ho scelto la filiera vitivinicola perché appunto rispecchiava la mia attitudine e all'interno dell'azienda a livello pratico nelle prime ore abbiamo studiato come potremmo portare avanti un iter certificativo interessante per l'azienda, perché ovviamente è comunque un modo per l'azienda di svilupparsi e ampliare anche il mercato in cui vendere il proprio prodotto e inoltre come comunicare le problematiche attuali quest'anno che il settore vitivinicolo purtroppo è stato compromesso da varie malattie a livello climatico e come renderle però comunicative per farle conoscere al cliente ma anche non garantire la qualità nonostante quello che è successo quest'anno. Ok, super interessante. Dove ti vedi? Cosa vuoi fare dopo? Allora, attualmente il mio desiderio è quello di entrare a lavorare in un'azienda vitivinicola come quality assurance interna, però probabilmente in futuro mi piacerebbe lavorare per un ente di certificazione come auditor dell'ente. Grazie mille. Tommaso, ci racconti un po' di te e della tua esperienza? Allora, mi presento, sono Cunegatti Tommaso, arrivo da un paese vicino a Monza e attualmente studio in questo ITS, ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy di Bergamo e in particolare il corso di Informatica Biomedicale 4.0. Ho deciso di iscrivermi a questo corso perché alle superiori ho fatto Informatica e Telecomunicazioni, quindi ho seguito lo stesso percorso appunto. E la forte passione che ho appunto per la tecnologia ma anche per appunto anatomia, parte più biologica del corpo umano,
avendo trovato un corso che univa questi due mondi, mi ha appassionato tantissimo e attualmente appunto mi piace davvero molto quello che stiamo facendo. Il percorso ci dà numerose possibilità a livello lavorativo, infatti possiamo entrare all'interno di ospedali pubblici, privati, cliniche o aziende private che producono sia software o apparecchiature proprio fisiche. E attualmente non ho ancora fatto lo stage, ma sto facendo dei colloqui e lo stage partirà all'inizio di febbraio, appunto. Ok, grazie mille. Abbiamo visto video di laboratori, ci racconti un po' cosa fate con appunto queste nuove tecnologie? Sì, allora, noi vediamo numerose tecnologie, a livello ospedaliero ad esempio vediamo strumenti come ecografi, elettrobisturi, defibrillatori e ci insegnano come usarli, come fargli le manutenzioni preventive o manutenzioni da guasti. Quindi noi abbiamo anche a disposizione appunto queste apparecchiature, molto fortunati ad averle perché non sono così facili appunto da reperire. E ci mettiamo a mano ogni giorno in modi differenti, quindi o a livello elettronico, a livello fisico, vediamo tutto l'aspetto di ogni macchinario. Macchinario più strano che hai usato? Ma che ho usato ad oggi l'ecografo, però che abbiamo visto e purtroppo non abbiamo potuto usarlo ovviamente, sono anche TAC o radiografia appunto all'interno degli ospedali. E in classe quanti siete? In classe attualmente siamo 25 mi sembra, la classe però non supera mai i 30, quindi... Che è quello che permette alla fine di poter appunto mettere mano alle attrezzature, il fatto di essere comunque sì, esatto. contenuto. Sì. Grazie mille. Ciao Lidia. Vorrei partire anche con te, con quello che è stato il tuo percorso e quello che stai facendo adesso. Vabbè, io sono Lidia e il mio percorso è un po' diverso perché mi sono diplomata in diplomazia e cooperazione internazionale all'Università di Trieste e quando ho trovato questa opportunità a ITS Volta è anche perché l'informatica mi piaceva e combinando con il campo della sanità era veramente un'opportunità da cogliere e quindi ho iniziato l'anno scorso e praticamente sono alla fine perché sono un secondo anno e anche in febbraio devo cominciare il stage che ho fatto dei colloqui e anche con un'azienda in Austria perché anche loro si occupano di robotica e dell'intelligenza artificiale e anche di cyber security, sono i campi che mi piace, quindi ho fatto anche dei colloqui con un'azienda a Trieste, Area Science Park, che loro si occupano praticamente della gestione dei dati clinici e anche della gestione delle immagini negli ospedali pubblici e anche privati, quindi praticamente mi trovo benissimo. Grazie mille. Quando hai iniziato studi delle cose super complesse, nel senso che comunque hai nominato tante tecnologie che non sono, soprattutto se studi prima diplomazia, che non sono così immediate. Sì, davvero, perché all'inizio era veramente difficile, perché praticamente ho iniziato proprio da zero e quindi attualmente posso dire che posso programmare in Java e anche in Python, era veramente un In quanto tempo? Praticamente un anno. Ok, quindi pochissimo. Sì. E siete partiti quindi da zero? Quindi... proprio da zero. Per chi si iscrive non deve eventualmente aver paura di vedere delle tecnologie. All'inizio anch'io, quando avevo iniziato, ho detto non ce la faccio. Però alla fine ho detto... ho passato tante cose, quindi devo farcela, quindi ho preso proprio il coraggio, ho detto devo andare. E la tecnologia che secondo te avrà un impatto più importante, perché state lavorando comunque, studiando in un settore che non si sa ancora cosa ci sarà domani nei vostri ambiti?
Praticamente, secondo me, soprattutto l'intelligenza artificiale che ha preso un po' una strada un po' Certo. che secondo me è proprio il futuro praticamente della tecnologia. E voi state studiando proprio il funzionamento? Sì, come funziona e come si può integrare a una macchina e praticamente tutto. Bellissimo, grazie mille. Allora chiederei anche voi di uno alla volta la cosa che apprezzate di più di quello che state facendo. Per me, ad esempio, è il fatto di riuscire a entrare nel mondo del lavoro, grazie anche alla forza che ha l'ITS in questo, di metterti nel mondo del lavoro, permettendoti di conoscere anche diverse realtà a livello aziendale, perché anche noi abbiamo fatto diversi colloqui prima di scegliere sia la filiera agroalimentare preferita che l'azienda appunto che lavorava nel settore. Grazie mille. Per me è la enorme flessibilità che ha nei corsi e anche una volta scelto un percorso comunque la grande fetta di mansioni in cui poi puoi spendere quel tipo di corso effettuato e inoltre sicuramente la professionalità dei docenti e il tipo di rapporto che puoi avere con loro diversamente da un'università ad esempio. Grazie. Per me è la grande differenza che hanno tutti i corsi, infatti come dicevo prima riusciamo a vedere ogni macchinario sotto ogni punto di vista, quindi informatico, elettronico, fisico, e questo ti apre grandissime possibilità a livello lavorativo. Infatti io potrei ad esempio lavorare in campi totalmente differenti, potrei passare da mettere le mani tutti i giorni sui macchinari a non toccarle mai ma far solo le parti software. E questa cosa per me è bellissima perché ogni giorno puoi scoprire campi nuovi e di possibilità ce ne sono davvero infinite. Soprattutto la grande cosa che ha un ITS è la possibilità di raggiungere aziende multinazionali super importanti, come quella che ad esempio io ho un colloquio a breve, che tutti conoscono, che è la Philips, quindi diciamo Quindi che è abbastanza importante. Sì, esatto, e questo mi rende anche molto orgoglioso del corso che appunto ho iniziato a seguire. Grazie mille. Da noi praticamente abbiamo dei professori proprio nelle aziende che lavorano proprio nelle loro aziende, quindi abbiamo delle professori attive, no? E quindi loro ci praticamente inculcano praticamente le attività che fanno nelle aziende e anche il laboratorio che abbiamo delle progettazioni, abbiamo del sviluppo del software proprio come si fa dall'inizio alla fine e quindi questo... Poi il grande rischio di settori che si stanno evolvendo molto velocemente è avere professori che non si evolvono velocemente come settore. Sì. E quindi abbiamo praticamente anche nel laboratorio delle macchinari per la manutenzione, quindi mettiamo la mano e sappiamo come funziona e quindi questo qua praticamente ci insegnano come si fa e quindi è facile quando entri nell'azienda, sai cosa vai a fare e quindi è veramente facile. Grazie mille ragazzi. Scusami Damiano per il nome. Quindi passiamo alle prossime filiere, vi ringrazio. E passiamo alle filiere tecnologie dell'informazione e turismo. Mi chiamo Alberto, ho scelto Web Analytics perché è un corso che riesce a fondere alcune nozioni di informatica e
E grazie al corso di Web Analytics ho avuto la possibilità di vedere parecchie materie in ambito digitale, partendo dalla programmazione. Da quando ho iniziato questo percorso ho capito una cosa. Mi aspettava un viaggio nella conoscenza che non solo incarnava l'eccellenza accademica, ma si fondeva perfettamente con il mondo reale delle nuove tecnologie. Ho sentito il battito del cuore dell'ospitalità e del turismo, un battito pulsante di innovazione e spirito pionieristico. Mi sono visto all'avanguardia nel turismo, equipaggiato con gli strumenti più innovativi e le competenze che il mercato richiede. Ho imparato non solo la teoria, ma l'ho applicata in contesti reali, dove ogni lezione è stato un passo verso la mia crescita professionale. Ogni progetto ha rappresentato una sfida che mi ha fatto scoprire giorno dopo giorno che professionista sarò domani. Ho avuto il privilegio di apprendere da un ventaglio di docenti esperti e professionisti del settore, pronti a condividere le loro conoscenze con passione e lungimiranza. ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche ha dimostrato il suo impegno verso l'eccellenza e verso di me. Ora sento che è il mio momento. Sono pronto a prendere posto in questo mondo emozionante e dinamico. ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche è stato il mio trampolino di lancio. Non si è trattato solo di trovare un lavoro, ma di scoprire una vocazione che cambierà la mia vita e quella delle persone che toccherò lungo il mio cammino, contaminandomi di nuove conoscenze. ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche non è solo un percorso di studi, ma il luogo dove il mio futuro ha preso forma, dove la mia passione è diventata professione. Ora sono pronto a partire. Chiamo sul palco gli attori di questi video, Salim Fnaiki, Vanessa Tronati, Mario Urso Russo e Alessia Perozzi. Buongiorno. Sì, che poi attori nel senso che hanno fatto un bel video, ma non che stessero recitando. Allora, Salim, partirei da te. Se ci racconti il tuo percorso e poi ci dici se tu avevi già chiaro cosa volevi fare, quale ambito ti interessava esattamente o se l'hai scoperto. Allora, io ho seguito alle superiori un percorso professionale di manutenzione e assistenza tecnica e quando ho finito questo percorso mi sono buttato praticamente nel mondo del lavoro perché ho avuto un'offerta da un'azienda abbastanza importante e ho lavorato per 2 anni nella progettazione di vetrofacciate. Però non era proprio quello che volevo effettivamente fare tutta la vita, cioè ho colto subito questa proposta per buttarmi comunque nel mondo del lavoro, provare e strada facendo ho capito che in realtà anche già alle superiori quello che volevo fare era magari più incentrato verso il digitale, cioè all'inizio ero veramente confuso perché non sapevo se buttarmi nel mondo della programmazione oppure buttarmi nella comunicazione, nel marketing. Però dopo 2 anni di lavoro non volevo, diciamo, intraprendere un percorso universitario che parlando con un sacco di amici mi hanno detto che è veramente lungo, cioè
le loro testimonianze in realtà mi hanno fatto capire che quello che fai in una triennale è molto vario e non ti permette di approfondire un determinato campo, e quindi ho capito che il percorso sarebbe stato molto lungo. E informandomi, sentendo magari un po' di persone che avevano già intrapreso un percorso ITS, mi hanno, diciamo, avvicinato a questa possibile scelta, e quindi mi sono informato un attimo nella mia zona per vedere se c'era un corso magari che riusciva ad unire sia le materie informatiche che magari quelle più di marketing, e ho avuto la possibilità di, cioè, l'anno in cui mi sarei iscritto io partiva appunto questo corso nuovo di Web Analytics, proprio giusto quell'anno lì, e quindi ho detto dai, proviamo, ho deciso di abbandonare il lavoro, ho cominciato il percorso e adesso che sono al secondo anno, diciamo che mi reputo veramente soddisfatto, perché comunque ho potuto sia provare a programmare, quindi ho visto che il codice effettivamente non fa per me, e ho deciso di specializzarmi in altre materie che mi interessano di più. E lo stage, sicuramente quello del primo anno, mi ha aiutato un sacco, ho avuto comunque la fortuna di farlo in un'azienda vicino casa, e ho approfondito anche lì, ero nell'ufficio marketing e mi hanno fatto vedere, ho seguito il marketing quasi a 360 gradi. Ok. Quindi ho detto sì, questa qui forse sarà la mia strada. Che poi è molto difficile trovare corsi che uniscono questi due settori, che comunque programmazione di solito sono molto verticali e marketing pure sono molto verticali. Ma sì, appunto, questo nasceva, diciamo, dal fatto che nel mondo digitale ad un certo punto ci voleva una figura che riuscisse a interfacciarsi con tutte e due le figure, cioè sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista di programmazione. E quindi abbiamo detto, cioè, una persona che magari frequenta questo percorso poi all'interno di un team riesce poi a coordinare tutte le figure, riesce ad interfacciarsi con tutti e riesce a capire effettivamente quali sono le esigenze del cliente, cercando poi di fargli ottenere un servizio o un prodotto che sia del tutto efficiente. E dove ti vedi tra qualche anno? Se adesso hai le idee già chiare. Allora, tra qualche anno vorrei provare a buttarmi nel mondo delle start-up, quindi forse, forse proverò anch'io a creare una start-up, a vedere magari di creare qualcosa che rispecchi i miei valori e che mi dia poi delle soddisfazioni. E ti senti che hai acquisito in questo percorso che stai facendo e stai acquisendo delle competenze che ti potranno tornare utili? Assolutamente sì. Fantastico, grazie mille. A te. Vanessa, ciao, ci racconti anche tu un po' quello che è stato il tuo percorso? Sì, allora io vengo dall'Istituto Superiore dove ho fatto informatica ed economia aziendale e poi ho provato a fare una carriera universitaria ma con scarsi risultati e ho fatto scienze e tecnologie multimediali dove studiavo cinematografia, musica negli audiovisivi e comunque qualcosa che mi dava molto in generale e spiegato molto teorico e ho bisogno di fare, cioè io apprendo meglio con la pratica e ho scoperto questo corso ITS grazie a dei miei amici che, essendo le classi dell'ITS nelle stesse dell'università, li ho conosciuti e mi hanno esplicato i nuovi corsi e tutto quanto. E ho provato e mi sto trovando molto bene. Ok, fantastico, grazie mille. Io volevo chiederti, per quanto riguarda la parte di progetti e stage, se hai già avuto modo, se avrai modo di... Sì, ho fatto lo stage del primo anno, 2 mesi, nel reparto marketing di un'azienda vicino a casa mia,
Mi hanno Com'è fatto, andata? bene, mi hanno fatto organizzare una fiera, cioè il loro stand nella fiera, quindi molto in quanto creativo, promozione, quindi io mi sono occupata di Instagram e Facebook e LinkedIn dell'azienda e analisi del sito, delle impression di Instagram. E sono cose che avevi studiato Sì, durante sì, sì, l'anno? durante il corso. Fantastico, grazie mille. Alessia, partirei di nuovo con la tua esperienza. Buongiorno a tutti, io sono Alessia, vengo dalle Marche e frequento l'ITS Turismo e Nuove Tecnologie. In particolare il mio corso è di Hospitality e Management. Alle superiori ho scelto comunque un istituto dove potessi studiare turismo e una volta terminati gli studi mi sono subito cimentata a lavorare a ricevimento in un albergo delle mie zone di Alba Adriatica. Questo mi ha dato uno spunto per migliorarmi perché non si finisce mai di imparare, quindi da questo ho visto online per caso questi corsi ITS e ho deciso di iscrivermi senza nemmeno controllare più di tanto cosa ci fosse, mi sono cimentata. E è stata una bella sorpresa perché mi sono ritrovata con esperti del settore che mi hanno approfondito molto le basi che avevo e per questo ho deciso poi di intraprendere nel mio stage un percorso all'estero. Sono stata alle Baleari, a Menorca, in Spagna. Posto meraviglioso, tra l'altro. Sì, e ho potuto unire il lavoro al divertimento e ho imparato tantissimo. Sono stata in una grande azienda che è Meliá ed è stato veramente... Ma com'è andata la selezione del posto? Tu hai detto vorrei andare all'estero, mi piace comunque la Spagna, vorrei andarci, quindi hai cercato lì e poi hai trovato... Mi sono confrontata con la mia tutor che è stata disponibilissima, mi ha aiutato a cercare un'azienda che potesse piacermi e quindi sono entrata poi a far parte del gruppo Meliá. E finito lo stage mi hanno anche tenuta, quindi ho terminato la stagione estiva, sono tornata poi a lezione, io sto facendo attualmente il secondo anno, avrei già il contratto per il prossimo anno, però penso che il mio prossimo stage sarà orientato non più su ricevimento, pensavo forse organizzazione di eventi, non so, ho veramente tanta scelta. Sempre all'estero? Vediamo, sì, perché nel mio campo è molto importante sapere le lingue e andare sul posto aiuta tanto a migliorarle. Grazie mille. Grazie a te, a voi. Tocca a te. È il mio turno. Allora Marco, tu hai un percorso un po' diverso dagli altri, ce lo racconti? Allora, io a differenza degli altri sono già diplomato di ITS, come la mia collega qua ho frequentato ITS e Nuove Tecnologie Marche, Turismo e Nuove Tecnologie Marche, mi sono diplomato nel luglio del 2023 e diciamo che io ho frequentato precedentemente a questo percorso un percorso di studi universitari, ma mi sono diplomato nel febbraio del 2020 in piena pandemia Covid e quindi diciamo non era il periodo perfetto per trovare lavoro. Quindi diciamo che in verità era un buon momento invece per mettersi a fare un percorso di studi. Mi sono informato un po' online e sono venuto a conoscenza di questo percorso, che era molto, come hanno detto i colleghi, professionalizzante, quindi con un'impronta molto più pratica e pragmatica e quindi diciamo ho provato, ho tentato e non me ne sono pentito. E adesso cosa fai? Adesso, dopo una breve esperienza di lavoro, dopo il tirocinio che ho frequentato, ho lavorato nel dipartimento marketing di un'agenzia per il lavoro verticalizzata in ambito informatico, ma dopo una riflessione ho deciso di intraprendere la strada dell'imprenditoria e del libero professionismo, quindi con un progetto che è iniziato, pensate un po', in classe, e abbiamo deciso di creare una start-up, diciamo siamo ancora in fase embrionale,
Però stiamo andando avanti, stiamo cercando degli investitori e si tratta di un dispositivo di sicurezza per supportare le procedure, scusate la ripetizione, di sicurezza all'interno degli eventi ludici di media, grande portata, come possono essere concerti, eventi in discoteca, ma anche semplicemente partite di calcio. Quindi non c'è l'opzione solo poi vado a lavorare in un'azienda, ma c'è anche l'opzione me lo creo il mio lavoro e creo la mia azienda. E com'è che è nato Tra i banchi? Era un progetto universitario? Com'è andata? Assolutamente sì, sono d'accordo. È nato proprio per un progetto commissionato dalla Ca' Foscari di Venezia, l'Università Ca' Foscari di Venezia. Era un progetto, un project work che dovevamo svolgere in questi 2 anni di corso. E dopodiché abbiamo appunto progettato questo dispositivo di sicurezza che in parole povere è un bracciale che in caso di allarme, quindi come può essere un incendio, ti vibrerà e ti segnalerà l'uscita di sicurezza più adiacente a te per evitare appunto, per aiutare il deflusso, dopo la strada di Corinaldo possiamo pensare a quello. Certo. E diciamo che siamo arrivati secondi tra gli ITS di tutta Italia e quindi abbiamo partecipato a una fiera di settore e abbiamo visto l'interesse comunque anche di possibili imprenditori, investitori. Quindi alla fiera avete partecipato sempre tramite ITS? Tramite ITS, Maker Faire di Roma, la fiera. E adesso siete sempre il gruppo di partenza? Sì, diciamo che qualcuno strada facendo si è allontanato, siamo rimasti un gruppo di 6 persone, adesso stiamo lavorando a un doppio business plan perché abbiamo pensato che il nostro dispositivo potesse essere anche utile, forse anche più utile all'interno dei luoghi di lavoro, dove ci sono magari macchinari molto rumorosi e magari non ti accorgi dell'allarme e quindi un bracciale che ti dia un segnale, comunque una vibrazione e ti aiuta per il deflusso sia molto utile. E quando è stato il momento in cui hai detto, sai che c'è, cioè questo oltre che essere un progetto nato tra i banchi, diventerà la mia azienda, il mio lavoro? Allora, diciamo che è stata una decisione di gruppo più che singolare e personale mia. E come ho detto prima, abbiamo visto che piano piano, strada facendo, questa idea cominciava a prendere vita, cominciava a prendere forma e abbiamo detto ma perché no, buttiamoci e proviamo a vedere come va. Ancora siamo in fase embrionale, quindi ancora il successo è lontano, però ci proviamo. Fantastico, grazie mille. Grazie a voi. Allora, prima di concludere chiederei a voi qual è stata l'esperienza che vi ha segnato di più di questo vostro percorso che avete fatto, che vi è piaciuta di più. Lascio cominciare. Allora, la possibilità di collaborare comunque, soprattutto nei project work, con aziende importanti. E questo perché ti fa capire che le aziende ci credono nei giovani, credono comunque nelle nostre competenze che acquisiamo strada facendo e ti motiva sicuramente a dare il massimo nei progetti e negli elaborati finali. Grazie mille. Io direi lo stage perché comunque è la parte più pratica dove metti in pratica proprio quello che studi e mi ricollego a lui il fatto che anche alcune aziende vengono a cercare noi degli ITS per dei progetti che servono a loro internamente nel loro organico, in quello che fanno. Grazie. Ti ha rubato il microfono. Io anche direi del mio stage perché è stata veramente un'esperienza utile, formativa e soprattutto mi ha dato la possibilità di mettere in campo tutto ciò che ho appreso. E poi alle Baleari. Esatto. Per me il rapporto che si è venuto a creare con i compagni e futuri colleghi e anche con i professori del corso, con cui poi magari si possono portare avanti anche collaborazioni, quindi diciamo professionisti che ti hanno portato a vedere dei casi studio che diciamo veri, pratici. Fantastico, vi ringrazio tutti, grazie mille. Grazie a te. Grazie.
Allora, siamo verso la parte finale e adesso verrà presentata un progetto bellissimo che è stato nominato dall'assessore durante la presentazione, ossia la Nazionale Italiana degli ITS Academy. Che cos'è la Nazionale Italiana degli ITS Academy? È nata da un'idea di Confindustria in associazione con Indire, col fine di valorizzare quello che è il ruolo del merito negli ITS e rendere protagonisti i più meritevoli, i più giovani, come ambasciatori tra i loro coetanei. Quindi chiamo sul palco Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il capitale umano di Confindustria, Cristina Grieco, presidente di Indire, e ovviamente la nazionale. Buongiorno. Buongiorno. Mi sa che sì, seduti ci si sa. Buongiorno. Facciamo metà e metà. Un po' di qua, se no vai. siete tutti di qua, un po' con Cristina. Vieni qua. Grandi nel mezzo. Perfetto. Vai. Ci raccontate un po'? Bene, buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi in una sala così numerosa, con così tanti ragazzi. Abbiamo ascoltato così tante belle esperienze di ragazzi che hanno frequentato e stanno frequentando gli ITS, e mi permetto di dire che è emerso proprio il vulnus, cioè il punto di forza degli ITS, ovvero il fatto che i ragazzi imparano anche attraverso il mondo delle imprese. Mi fa piacere che i momenti apicali sono stati gli stage, quindi vuol dire che quando le imprese hanno accolto i ragazzi nel periodo di stage formativo è stato per loro il momento apicale. Così come il fatto di frequentare i nostri laboratori, le nostre aziende è un momento di accrescimento culturale e di competenze da parte vostra, che è proprio il fatto distintivo degli ITS, perché le imprese coprogettano insieme alle scuole e alla fondazione, quindi all'università e ai docenti, proprio il corso di formazione. Perché? Perché abbiamo una flessibilità nella didattica, perché il mondo delle imprese continua a stimolare in nuove modalità e in nuove competenze che il mondo del lavoro viene richiesto. L'intuizione fatta con Indire, con la Presidente Cristina Grieco e con la Federazione Italiana Gioco Calcio del settore giovanile, presieduta da Demetrio Albertini, che è il nostro ambasciatore europeo sulla formazione tecnica e professionale, abbiamo cercato di dare anche un'immagine nuova, fresca, per far capire ai ragazzi e alle ragazze e soprattutto alle famiglie di questi ragazzi che il mondo degli ITS è una grande opportunità di occupazione. I dati lo citano ben chiaro, e Indire stila una classifica annuale molto puntuale e dettagliata sulla qualità dell'insegnamento, che per noi è proprio il punto apicale. Questo deve essere un modello di istruzione qualificante, partendo proprio dalla qualità dell'insegnamento, e i ragazzi ne sono la testimonianza. Quindi la qualità certificata da Indire stila una classifica per capire quali sono i migliori, quali sono quelli che devono fare un passo in avanti e soprattutto quali passi. Perché? Perché vogliamo tendere proprio a una qualità eccellente. Il tema è cos'è? Che gli ITS sono ancora troppo poco conosciuti nel mondo delle famiglie, perché abbiamo solo 26.000 iscritti con 5-6.000 diplomati l'anno, nei confronti dei tre competitor maggiori, che sono Germania, Francia e Spagna. La Germania è partita 40 anni fa e quindi ha 800.000 iscritti nelle Fachhochschulen. Quello che a me dispiace di più è che la Spagna, che è partita nel 2006, noi siamo partiti nel 2008, ha 500.000 iscritti contro i nostri 26.000. Il governo Draghi ha dato una grande iniezione economica, perché lo ritiene, e fortunatamente il Paese lo ritiene ancora, un grande investimento, quindi non è un costo ma un investimento per il futuro dei nostri giovani.
giovani e ha dato un, argent de poche, come si suol dire, una dotazione finanziaria molto importante che è 1,5 miliardi da investire nei prossimi 3 anni. Questo per far sì che dai 26.000 iscritti lo vorremmo tendenzialmente portare tra i 60 e gli 80.000. Attenzione però a delle fughe in avanti che, lo dico all'amico Guido, visto che vogliamo mantenere un livello di qualità elevata, a delle aperture di università digitali o non digitali per implementare il tema degli ITS, perché secondo me la caratteristica degli ITS è la frequentazione tra ambiente scolastico e mondo del lavoro. Se perdiamo quella traiettoria c'è il rischio che entriamo in un purpurì di situazioni che non danno chiarezza ma generano della confusione. La nazionale per noi è stato veramente un'intuizione, veramente un orgoglio, perché l'anno scorso abbiamo fatto gli stadi generali dell'orientamento allo stadio Benito Stirpe con 4.000 tra ragazzi, docenti, professori e famiglie, e da lì abbiamo gemmato, essendo in uno stadio, l'intuizione di avere fatto la nazionale dell'ITS. Ragazzi che hanno fatto una grandissima esperienza a scuola, ma soprattutto la stanno facendo nel mondo del lavoro. Quindi complimenti a loro e complimenti a quelli che hanno fatto questa scelta. Abbiamo bisogno di più ambasciatori e noi facciamo anche una trasmissione su RTL, il Posto in Fabbrica. Ogni mercoledì mandiamo in onda un imprenditore che cerca posti di lavoro e si mette a disposizione. Ma una puntata su 4, quindi una volta al mese, va un ragazzo che ha frequentato o sta frequentando l'ITS, proprio perché vogliamo far parlare la voce dei giovani che grazie alle loro aspettative, grazie alle loro ambizioni, trovano un'opportunità di formazione e di lavoro negli ITS, ed è giusto dargli l'opportunità di renderla nei confronti di una trasmissione così semplice e smart che va in onda ogni mercoledì mattina. Quindi gli ITS per noi come Confindustria è un asse portante della formazione parallela al tema dell'università, perché anche qui noi siamo penultimi a livello europeo e siamo solo sopra alla Romania. L'altra parte, bene che il ministro Valditara, quindi la curvatura degli ITS è stata portata avanti, ha appena fatto approvare un disegno di legge il 18 settembre sull'istruzione tecnica professionale, che sarà proprio il bocchettone di immissione del 4+2, perché sostanzialmente in fase sperimentale si accorcia di un anno le superiori, quindi diventano 4 anni, legati però ai 2 anni di ITS. Quindi vuol dire che dall'anno prossimo ci sarà questa sperimentazione che vale il 30% delle scuole tecniche e professionali, e che sarà veramente una spinta numerica, perché chi entra in quella sperimentazione farà sì 4 anni di superiore, però deve completare con i 2 anni di ITS, ed è per quello che crediamo che il numero degli iscritti aumenterà non solo per le best practice, e le abbiamo qua e le testimonianze dei ragazzi sono state veramente puntuali, ma anche perché a livello normativo abbiamo creato veramente un indotto che dovrebbe migliorare il numero degli iscritti. Grazie Cristina. mille. Grazie Gianni per questa bella introduzione e presentazione della nostra nazionale. La nazionale ci fa pensare a un lavoro di squadra, a una squadra, e quindi loro rappresentano, diciamo, la grande squadra dei diplomati e dei ragazzi che hanno scelto gli ITS, però c'è ancora un'altra squadra, che è la squadra che rappresentiamo noi come istituzioni, perché davvero ci crediamo tanto. Il vicepresidente Brugnoli, gli darei la targa di capitano, però siamo impegnati come istituzioni con i 3 ministeri dell'istruzione, del merito, del lavoro, dell'università, in dire che ha sempre avuto il ruolo, e che lo vedrà accresciuto con la riforma, di monitorare e valutare il sistema, oltre che le singole fondazioni, il sistema dei ITS Italia, le regioni, quindi davvero tutta una grande rete che lavora per accrescere
questo segmento, che è un segmento terziario di del nostro sistema di istruzione nazionale, quindi è un canale alternativo, diverso, ma parallelo al canale accademico universitario, e avete visto quali peculiarità ha. Io come presidente di Indire devo anche sottolineare un elemento che forse è venuto poco fuori oggi, ma che invece credo che sia importante, perché poi gran parte delle fondazioni lo utilizzano, e cioè che, essendo Indire anche agenzia nazionale Erasmus, tutti conosciamo l'Erasmus, bene, le esperienze Erasmus sono esperienze che fanno e che possono fare anche ovviamente gli iscritti all'ITS, quindi è venuto fuori dalle testimonianze dei ragazzi, ma credo che valga la pena sottolinearlo, perché ovviamente Erasmus è un'opportunità di scambio, di crescita, di formazione importantissima, e gli ITS ne possono usufruire tanto e quanto l'università. Io mi fermerei qui per dare la parola a loro, perché loro davvero rappresentano, lo voglio dire, i migliori dei migliori ITS in ogni area tecnologica, quindi davvero devono essere loro i nostri veri ambasciatori, e con il loro esempio, con la loro esperienza, davvero possono anche nei confronti dei coetanei, insomma di voi ragazzi che oggi vi state, ragazze che vi state orientando, essere appunto un punto di riferimento. Gli obiettivi sono due, mi fermo: aumentare gli iscritti mantenendo la qualità, il vicepresidente Brugnoli lo ha già detto molto bene, e un altro obiettivo, oggi abbiamo un fiocchino rosso, è un obiettivo anche di genere, perché vogliamo incrementare la presenza femminile, perché le ragazze non devono aver paura della tecnologia, anzi saranno queste competenze quelle che potranno dare le migliori chance anche di buona occupabilità, e quindi ridurre quello che è un fenomeno sinceramente insopportabile, che è anche il gender gap. E quindi quando parliamo di empowerment femminile si parte anche dal garantire una buona formazione e una buona occupabilità, anche in vista delle sfide che dovremo affrontare in futuro. Quindi insomma, ragazzi e ragazze, questo è il vostro mondo, complimenti, e insomma tutti noi stiamo in panchina e vi alleniamo, però insieme ovviamente ai vostri docenti, ma voi dovete entrare in campo e sono sicura che giocherete una ottima partita. Grazie. Io se posso, visto che devo lasciare, che devo incontrare, un ringraziamento anche alla Presidente di Umana, Raffaella Caprioglio, perché con un'innovazione che ci darà dopo è sempre attiva nei confronti della visibilità di questo mondo. Dopo lasciamo a lei la parola, però ci tenevo a ringraziarla perché si è sempre dimostrata molto disponibile, ma in un'accezione anche molto dinamica e super smart. Dopo ce la descriverai, Raffaella, però credo che sia anche un segnale di attenzione che, visto il modello continua a cambiare, ci si sta dotando, grazie all'interazione e i colloqui e i dialoghi e a volte i confronti tra tutti noi, però riusciamo a trovare sempre una sintesi a beneficio dei ragazzi e delle ragazze che si sono iscritti e che si vorranno iscrivere. Che è molto raro, tra l'altro. Ma noi ce la facciamo ancora, ce la facciamo. Grazie mille. È veramente bello vedere sia tante cose non scontate, il fatto di monitorare e di questa continua ricerca della qualità e di valorizzare poi i ragazzi, è una cosa che io vengo da un altro ambiente ed è raro vedere, soprattutto in Italia, dove la valorizzazione dei giovani nel mondo del lavoro è particolarmente complessa. E quindi direi ora di lasciare la parola agli ambassador in questione e vorrei che raccontaste quello che avreste voluto sentire se qualche anno fa foste venuti in contatto con le persone effettivamente che siete adesso e col percorso che avete fatto, a chi qua nel pubblico non sa che strada prendere. Chi parte?
Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Elena Taburchi e vengo da ITS Umbria Academy. Prima di tutto volevo ringraziarla per il bellissimo intervento sulla pochi numeri di ragazze che ci sono negli ITS. Io sono per esempio l'unica ragazza del mio corso, io faccio un percorso di meccatronica applicato all'aerospace e all'automotive e è un peccato perché veramente è una bellissima realtà questa degli ITS, è un peccato che non venga sfruttata da tutti. Comunque, a parte questo, io vengo da un percorso da un liceo scientifico, subito dopo ho fatto 2 anni in ingegneria meccanica a Perugia e per varie questioni ho deciso di intraprendere un ITS poiché avevo bisogno di mettere in pratica quelli che erano le mie aspirazioni per il futuro, vedevo allontanarsi sempre di più la concretezza dei miei obiettivi. E io non ne sapevo dell'ITS, io non lo conoscevo, l'ho trovato per caso e per me, io lo dico spesso anche ai ragazzi perché con i miei tutor vado spesso nelle scuole a parlare a ragazzi del liceo, io la chiamo un'opportunità perché veramente a me in questo momento dico che mi ha cambiato la vita perché ora sono stagista in un'azienda che fa pezzi aeronautici e veramente mi trovo in un ambiente grande, mi sento molto piccola in confronto, però piano piano mi vedo sempre più avvicinarmi ai miei obiettivi, il mio futuro, quindi è un gran trampolino di lancio, io non me l'aspettavo, ha soddisfatto di più di quello che immaginavo le mie aspettative e nulla, la cosa che io tengo a sottolineare è mi raccomando, non accontentarsi, perché siamo giovani, io parlo ai ragazzi perché penso sia la cosa più importante, non vi accontentate, mi raccomando, abbiate fame di futuro e di quello che volete fare, perché noi siamo gli ambasciatori, ma siamo il futuro, abbiamo in mano una grande possibilità e non dobbiamo sprecarla, perché sarà il nostro, ma anche quello delle persone che verranno. Ci hanno lasciato una bella responsabilità e non dobbiamo sprecarla, quindi niente, passo la parola ai miei colleghi. Hai voglia? C'hai voglia prima tu di parlare, non so. Galanteria. Comunque, io faccio un intervento molto breve. Mentre parlava la mia collega, pensavo a effettivamente quanto sia importante valorizzare l'ITS. Stavo per dire bisognerebbe valorizzare di più, ma in realtà se siamo qua c'è già quel passo in avanti che fino a 2 anni fa magari non c'era, quindi sta sempre di più prendendo piede. Forse una cosa su cui bisognerebbe lavorare è, tra virgolette, combattere quella diffidenza che viene quasi spontanea. Io sto allo stand dell'ITS Turismo Puglia, da cui provengo, veniteci a trovare, Padiglione 6, scusate la marchetta, e molte persone ci chiedono, quando dico che abbiamo il 98% di placement, ma che comunque è un dato in linea con tutti gli altri ITS, e quando dicono che c'è il test ingresso, e quando dico che ci sono 25 persone, massimo 30 a classe, sono sbigottiti, sembra strano. Poi vai a vedere nei percorsi universitari ci sono classi dove mancano le aule, dove mancano i posti a sedere. Non è per screditare l'università, ma parlare di un percorso formativo che ti mette già nel mondo del lavoro, ti porta nell'attualità, anzi direi quasi nel futuro di quello che è il lavoro, molti sembra quasi fantascienza. In realtà, ragazzi, non è niente di tutto ciò. È un lavoro che viene portato avanti da professionisti, perché in cambio vogliono altri professionisti, ma già il fatto di essere qui certifica che questa cosa sta andando avanti. Quindi mi raccomando, in gamba ragazzi. Grazie mille. Io ragazzi nel frattempo chiamerei sul palco Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana Spa, che ci racconta della piattaforma ITS Pop Days. Ragazzi, grazie mille di tutto, è stato veramente interessantissimo e complimenti per il vostro percorso. Grazie. Questo Risposta io. Certo.
Raffaella, non so se... allora, avrete notato che c'è una maglia bianca, no? E così, insomma, poi Raffaella sicuramente lo spiegherà meglio, perché tu sei anche apprendista, giusto? Quindi è possibile fare l'ITS in apprendistato di terzo livello, cioè fare questa, in realtà tutti i percorsi di studio in Italia si possono fare in apprendistato, quindi dalla qualifica triennale fino al dottorato di ricerca, però l'ITS diciamo sempre che è proprio un ecosistema adatto all'apprendistato, quindi tu doppio percorso, come lavoratore con un contratto di apprendistato e come studente, quindi insomma doppi complimenti da parte di tutti. Grazie. Grazie mille, vai. Grazie. Bene, buongiorno a tutti ragazze, ragazzi e anche agli altri. Parto allora da questa indicazione, mi ha fatto molto piacere, della Presidente Grieco. Vado al contrario oggi, noi comunque in Umana abbiamo sempre creduto negli ITS, perché fin da quando sono nati siamo entrati immediatamente nelle prime 6 fondazioni del Veneto, per poi ampliare la nostra presenza in tutta Italia in più di 30 fondazioni di cui siamo soci e poi collaboriamo almeno con altri 10 ITS. L'apprendistato di terzo tipo è un'opportunità straordinaria, noi abbiamo un testimonial importante che fa anche parte della squadra del calcio, ci fa molto piacere perché dà la vera e concreta possibilità di passare tra la teoria e la pratica continuamente. Adesso io lo dico perché me l'hanno raccontato, ma penso che poi tu potrai dirlo. È una grande esperienza davvero di alternanza scuola-lavoro, perché un ragazzo a cui viene offerto l'apprendistato di terzo tipo è un ragazzo o una ragazza che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Farlo attraverso di noi, come con Umana, come società di somministra agenzia per il lavoro, significa comunque avere chi fa da tutor e chi gestisce il rapporto con l'ITS e con lo studente o la studentessa. Tu me lo confermi questo? Buongiorno a tutti, sono Samir Nasim, meccatronico del Lazio. Adesso attualmente sto a contratto apprendista duale presso l'azienda SICAMB, che è un'azienda aeronautica militare e civile. Sì, è un'esperienza e poi un passo molto importante anche per i giovani. Quello che chiedo, ritornando al discorso di prima, è di essere curiosi di accogliere più esperienza possibile. Ignorare è il nemico della curiosità. Per me è una cosa importantissima per andare avanti. Io ho avuto esperienza in officina meccanica e per questo ho deciso di fare il passo avanti, di conoscere più l'elettronica, visto che il futuro è quello. Sempre appassionato dell'aeronautica e ho deciso di fare questo passo importante. Siamo orgogliosi che tu sia un nostro apprendista duale. Però c'è ancora moltissimo bisogno di far conoscere il mondo ITS e per questo nel 2021 Umana, in collaborazione con Confindustria e con Indire, ha pensato ad una piattaforma, quella che è ancora oggi l'unica piattaforma nella quale sono presenti gli ITS che si raccontano ai ragazzi e alle loro famiglie. Dopo un lancio nel 2021 con 3 giorni di importanti convegni su questo tema, abbiamo pensato per Job Orienta di aggiornare la nostra piattaforma, che se la regia me la manda in onda, che oggi come si chiama ITS Pop Days 365, perché è una piattaforma che
starà sempre online e che ha soprattutto la possibilità per gli ITS di autoaggiornare le descrizioni dei loro corsi, delle loro iniziative, e questo è molto importante perché volevamo che lo strumento dopo una prima fase diventasse ancora più fruibile. È la prima fiera virtuale in qualche modo che è unica nel suo genere e dà la possibilità davvero di far conoscere tutti gli ITS. Il tempo non è tantissimo, però mi fa piacere farvi navigare un attimo, per cui chiedo alla regia di partire con la navigazione interna. Naturalmente ci sono le 6 aree che poi diventeranno 10. È possibile per chi entra andare proprio a cercare l'ITS della propria area o per comparto di interesse. Qui evidentemente non possiamo farli vedere tutti, però vedete ci sono tutti quanti. Sì, qui ce n'è qualcuno, se mi torni un attimo alla parte iniziale, c'è un auditorium dove inizialmente nel 2021 abbiamo fatto questo evento con i vari convegni, ma dove sarà possibile, dove potete ancora vederli e dove sarà possibile fare iniziative o trasmettere come quella ad esempio di oggi. Aggiungo poi che ci sono, sempre nella nostra piattaforma, gli stand di Humana, di Indire e di Confindustria, naturalmente, dove potete trovare tutte le informazioni. Ecco, questa piattaforma sarà da noi, da tutti noi, prima Gianni Brugnoli ha lanciato l'iniziativa e quindi Confindustria e anche Indire la promuoveranno, ma a noi di Humana, per il lavoro che facciamo, siamo un'agenzia per il lavoro, il ruolo di parlarne in tutti i modi. Ne parleremo nei nostri social, nel nostro sito, in tutti gli eventi, in tutti i career day. Ma in particolare abbiamo pensato con l'occasione di lanciare oggi un'altra novità nostra di Humana che si chiama Humana e che è lo strumento attraverso il quale parleremo moltissimo anche di ITS, quindi ora lo vediamo, ed è praticamente un piccolo video, così capite un po' cos'è, poi ve ne parlo. Sì, Humana è un aggregatore di informazioni per i giovani. Sappiamo bene che il tempo di attenzione è sempre più breve, quindi all'interno ci si entra attraverso il sito di Humana. In questo spazio noi inseriremo tutte le informazioni, cioè faremo un collegamento a ITS 365 in modo che sia immediatamente fruibile da tutti voi, ma pubblicheremo tutte le informazioni su quello che può essere utile ai giovani che devono scegliere il percorso formativo, ma anche che poi devono scegliere il loro lavoro. Quindi entrate in ITS 365 e anche in Humana, o in Humana per andare poi in ITS 365. Grazie. Grazie mille. Applausone, dai. Siamo arrivati alla fine di questo incontro, di questa giornata, e speriamo vi siate divertiti. Grazie di essere stati con noi e chiamo Guido Torrielli perché chi meglio del Presidente per salutarvi. Scusate ragazzi, un attimo di silenzio. Il mio messaggio è questo: grazie. Il mio sogno è che abbiate la volontà di iscrivervi a un ITS. Chiudo qui ringraziando la dottoressa, l'assessore Donazan. Buona continuazione a tutti e buon rientro.